Avete presente il vecchio gioco del domino, dove una pedina cade e dà il via a un movimento inarrestabile? Ecco, è quello che sta per succedere a Bassano in questi giorni. Peccato che al posto delle tessere ci siano un'azienda, una multinazionale, centinaia di posti di lavoro, investimenti immensi, aree verdi, cittadine, quartieri. Già, stiamo parlando della faccenda che coinvolge Baxi e Pengo, San Lazzaro e il comune, i bassanesi e una serie di interessi economici e morali davvero importanti. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa la Baxi ha inviato al sindaco di Bassano Elena Pavan, ai consiglieri comunali e alla giunta una mail nella quale si spiega la situazione attuale dello stabilimento cittadino. Un polo in cui lavorano 1.000 persone con un indotto di un altro migliaio di lavoratori nelle piccole e medie fornitrici. A causa dell'evoluzione del mercato delle caldaie in cui è impegnata appunto la multinazionale, l'azienda deve allargarsi e per farlo ha identificato lo stabilimento ex Yar. E qui entra in gioco Pengo, che in quel polo ha un magazzino che si vorrebbe spostare. Ma spostare dove? Nella lettera si parla genericamente di un'area a sud di Bassano, ma tutti sanno che stiamo parlando di San Lazzaro. Peccato che la pratica San Lazzaro, divisa in due faldoni che fanno capo a Pengo da una parte e al trio AGB, Meb e Brunello dall'altra, sia finita su un binario morto. Ecco le opzioni. Se Pengo potrà insediarsi in San Lazzaro, si libererà l'ex Yar e tutto andrà a posto. In caso contrario, la multinazionale potrebbe investire per le nuove linee produttive all'estero e così le eventuali conseguenze per il mancato investimento delle pompe di calore sono la progressiva riduzione dell'organico, con una stima per difetto di almeno 700 posti di lavoro, ma anche una perdita significativa di patrimonio industriale e la ricaduta sul territorio. Prospettive spaventose per Bassano e dintorni, che secondo i ben informati potrebbero portare in tempi molto rapidi alla convocazione di un consiglio comunale straordinario. L'amministrazione in ogni caso è chiamata in causa perché, recita la lettera, la decisione deve essere presa entro questo mese e serve, secondo Baxi, un atto di indirizzo politico e amministrativo. Insomma, una scelta strategica, una posizione ben precisa. Proprio quella che secondo molti bassanesi è mancata in quest'ultimo anno proprio sul tema di San Lazzaro. Ma questo non è più il tempo del silenzio.